Sono tempi strani quelli che stiamo vivendo, tempi in cui tutti devono girare, giustamente, con la mascherina e in cui si preferisce salutarsi scontrando i gomiti piuttosto che stringendosi le mani. Sono tempi in cui i gestori di un bar decidono di chiudere la propria attività perché c'è troppa gente. Sì, avete capito bene, questo bar, per evitare assembramenti, all'ora dell'aperitivo ha preferito chiudere prima. Che c'è troppa gente, le distanze di 1 metro non sempre vengono rispettate, però direi che almeno qui mi sembrano rispettate abbastanza. Però c'è tanta gente e per noi è impossibile gestirla, veramente è una fatica, un lavorare malissimo e ci è bastato un giorno per diventare nervosissimi e molto affaticati da questa cosa. E non posso lavorare così, non possiamo lavorare in questa maniera. Finché non sarà possibile fare assembramenti anche controllati, noi non ce la possiamo fare, quindi rinunciamo alla grossa parte del nostro lavoro per il momento. Il tema degli assembramenti ha portato la città di Padova al centro anche delle cronache nazionali, additati come cattivo esempio. I gestori di questo bar lungo l'Argine Scaricatore al Bassanello ci hanno provato, ma le misure sono troppo stringenti. Subito dal primo giorno avevamo un signore vestito in casacca e uno o due di noi, quindi dalle 2 alle 3 persone che stanno sempre fuori. Però quando le persone si allontanano dal locale lo spazio non è più nostro e noi andiamo ad avvisarle, ma loro, non pensandoci, comunque fanno sempre un po' di aggregazione. E secondo me, anche se ci fossero, abbiamo pensato anche a prendere dei bodyguard da qualche società qui di Padova. Il fatto è che ci sono molte persone che fanno segnalazioni ai vigili perché vedono tanta gente, indipendentemente dai bodyguard, no? Indipendentemente dalle distanze. Quando vedono tanta gente chiamano e la polizia è costretta ovviamente ad intervenire.